guardate cosa ho preparato oggi. Danubio salato farcito con alla napoletana proprio, salsiccia, friarielli e scamorza. Mamma mia, vogliamo assaggiare? Baby, ma ti rendi conto con la scusa dell'assaggio sei sempre a mangiare e basta? Vabbè, però avete visto la leggerezza, la sofficità, la morbidezza di questo Danubio? Poi farcito con salsiccia e friarielli, ma che ve lo dico a fare? Amici belli, allora che dite? Iniziamo? Dai, oggi una ricettina mara, troppo bene, buono. Iniziamo, farina, tutto insieme, lievito sbriciolato, le uova, latte, il gancio questo e faccio partire. ma che patto, mi sono dimenticata lo zucchero. Ecco qua. Adesso faccio partire, vai. Faccio lavorare l'impasto per 8 minuti circa, poi aggiungo il sale e per ultimo il burro un poco alla volta. Lavoro l'impasto fino ad ottenere questa consistenza. In totale ho impiegato 20 minuti. Do giusto qualche piega, una leggera perlatura, inserisco nella teglia oleata e faccio lievitare. Amici belli, ecco qua l'impasto lievitato, vedete? Ribatto l'impasto sul piano di lavoro e dividendo ottengo più o meno circa 15 pezzi. Avendo ottenuto tanti ritagli lo unisco in questo modo. Pallina e così via per tutti, e voilà, ok? E facciamo riposare una decina di minuti, più che altro perché l'impasto si deve rilassare. Copriamo così, tanto belli 10 minuti e continuiamo. E frattempo, amici miei belli, guardate qua che tengo salsicce friarielli. Amici miei belli, non vi dico andate sul mio profilo a vedere se vi interessa la cottura dei salsicce friarielli, perché sennò qualche napoletana di turno che mi scrive e c'è bisogno che c'è, no, insegna, in napoletano si dice e c'è bisogno che c'è un baguette come si cucinano le salsicce friarielli. Allora non ve lo dico, ok? Non ve lo dico. Se a qualcuno interessa come si cucina salsicce friarielli sul mio profilo c'è, ok? Non lo diciamo, va bene? Pazienza amici miei belli, soprattutto quando cucino ricette napoletane. Uno ogni tanto ci sta sempre qualche commento di qualche napoletana di turno che mi dice gne. Mamma che pesantezza. Amici belli, ecco qua, e mettiamo da parte, vediamo la pallina, schiacciamo friarielli, va di dire che salsiccia, scamorza, così andiamo a chiudere portando i lembi esterni verso l'interno, ok, sigilliamo, stampo oleato e vado a sistemare all'interno, Amici miei belli, adesso copriamo con pellicola a soffinaccio e facciamo lievitare. Ecco l'impasto bello lievitato, avete visto? Ho lievitato queste belle palline, amici miei belli, spennellata di uova e latte. Attenzione però a non sgonfiare. E adesso, amici miei belli, forno. Ecco qua, guardate, andiamo ad aprire, io l'ho fatto raffreddare un pochino, Che dite? Assaggiamo? Amici miei belli, non voglio stare qui a convincervi, a dirvi che lo dovete provare, perché ormai lo sapete, io non mento mai. Quindi appena avete tempo e modo, preparatelo, ne vale la pena. Ovviamente potete farci come meglio credete, ma io con salsicce e friarielli, amici miei belli, maro, impazzisco. Perché preparo queste cose? Perché? Mannaggia. Danubio salato farcito con salsicce, friarielli e scamorza. Che non si fa così? E fallo tu.